L'ultima novità sul fronte province e dipendenti è arrivato ieri sera con un tweet dal ministro della funzione Marianna Madia. Gli esuberi verranno spostati nei tribunali e nelle corti d'appello. Niente licenziamenti quindi per i lavoratori del Sant'Artemio, ma per quelli che non rimarranno dopo la pesante cura dimagrante di ente e funzioni sarebbe già pronto un nuovo incarico in tribunale a Treviso, in corte d'appello a Venezia o, ma qui siamo ancora nell'ipotesi, in uno dei comuni della Marca cronicamente sotto organico oltre che di cassa. Di questo si è discusso ieri al Sant'Artemio con le commissioni congiunte, praticamente un consiglio provinciale dedicato dove ognuno, politicamente parlando, ha di fatto detto la sua. Sono molto contenta di uscire come esito di questa riunione con una impostazione, una valutazione e dei dati forniti dal Presidente Muraro stasera molto più ottimisti e contenuti di quanto non fosse una settimana fa. È una continua spoliazione del centro nei confronti della periferia. Abbiamo parlato 20 anni di autonomia e siamo arrivati che riforme del genere nemmeno il peggior Mussolini le avrebbe portate avanti. Di concreto alla fine si è stabilito di spostare il più possibile i tagli in bilancio perché altrimenti non ci sarebbero già più i soldi per gli stipendi e sui prepensionamenti si attuerà la singolare soluzione governativa di applicare le norme precedenti alla riforma Fornero, come dire, rispetto ai dipendenti privati ed esodati, 2 pesi e 2 misure. La legge ci dà la possibilità di attivare la pre-Fornero per quelle persone che hanno più di 40 anni di servizio, eliminando il posto di lavoro. Per il 2015 abbiamo già fatto una delibera, la prima in Italia in assoluto, che mette in quiescenza 25 persone. Credo che sia una cosa veramente orrenda che il pubblico abbia delle funzioni, delle possibilità rispetto al servizio privato.